Parte la nuova puntata di F Motori, bentrovati da Marco Angileri al magazine settimanale del motorsport del Friuli Venezia Giulia. Il primo ospite di questa nuova puntata sarà il giovane pilota di enduro Davide Simonetti del Motoclub Manzano, che nel fine settimana affronterà in Sicilia la prima tappa del campionato italiano enduro Under 23 e poi nella seconda parte, assieme a noi, Giulio Turatti della scuderia Knife Racing, sodalizio che il 14 e 15 maggio organizzerà il Rally Piancavallo. Buonasera Davide Simonetti, Motoclub Manzano, pilota di enduro che sta praticamente esordendo nella nuova stagione nel campionato italiano Under 23 Senior in Sicilia. Si fanno le cose in grandi. Buonasera Davide. Buonasera a tutti. Allora, lunga trasferta, ma partiamo innanzitutto dalla novità. Quest'anno cambio di moto, ti ricordo sullo Husqvarna 125, sempre stessa cilindrata, ma un cambio di marchio con la Fantic assieme al Team Specie. Allora, andiamo un po' a scoprire le carte, soprattutto le sensazioni di questa nuova moto per te. Sì, diciamo che mi sono trovato subito bene. Ho avuto l'occasione di provarla durante l'inverno, così, e poi diciamo che è arrivata un po' tardi rispetto all'inizio del campionato, però fortunatamente mi sono trovato subito veramente tanto bene. E di motore è veramente forte, ne ha tanti bassi, poi il team era preparata anche perché vada in alto, diciamo, quindi in allungo. E come telaio anche è rigido ma molto leggero, e diciamo che rispecchia quello che è il mio stile di guida, quindi mi aiuta molto, ecco. La differenza principale, a tuo avviso, tra l'Husqvarna che utilizzavi l'anno passato e questa nuova Fantic? Nel telaio sicuramente, il telaio è totalmente diverso perché il Fantic ha il telaio in alluminio mentre lo Husqvarna in acciaio, e quindi essendo tanto più leggera è molto più maneggevole, riesco a guidarla meglio e diciamo che corregge anche tra virgolette i miei errori, quindi riesco ad essere più sicuro sulla moto con la guida, ecco. La tua stagione è già partita con il campionato regionale e soprattutto nella seconda tappa, quella organizzata dal Motoclub Gemona a Dosoppo, c'è stata una gran bella figura perché sei andato grosso modo 10°, 11° assoluto, combattendo praticamente con i piloti più forti, non solamente del Friuli ma anche piloti veneti. Hai staccato una gran bella prestazione che fa pensare bene in prospettiva di campionato italiano che parte proprio questo fine settimana. Sì, dai, diciamo che le prime due gare sono andate tutte e due molto bene. Grado ho fatto primo di classe, e sempre intorno al 14° posto assoluto circa. E a Gemona anche ho fatto secondo di classe e 11° assoluto, quindi diciamo che la stagione è partita molto bene, sono contento e spero anche questo fine settimana in Sicilia nel campionato Under 23 di riuscire sicuramente a dare il meglio e a portare a casa un buon risultato. Quali saranno gli altri tuoi compagni di viaggio, in base a quelle che sono le tue informazioni, che affronteranno questa lunga trasferta del campionato fino in Sicilia assieme a te, quelli del Motoclub Manzano? Sì, con me ci saranno Thomas Bastiani, Emanuele Pittioni, Alberto Callagher, Roberto Da Canal e Mauro Minute, che diciamo fanno parte sia del Motoclub Manzano che del Team Specia. E la partenza è prevista per giovedì mattina con l'aereo da Venezia, e quindi diciamo siamo in una bella compagnia, quindi insomma sarà sicuramente un bel viaggio, ecco. E poi il nuovo track motorhome del Team Specia chiaramente arriverà dopo, una bella struttura importante. Prima hai citato dei piloti che gareggeranno sia nell'Under 23 che nel Senior, certamente uno come Roberto Da Canal punta in alto, un pilota che è così ritornato nel Team Specia ed ha delle grandi belle possibilità per puntare in alto nella classifica. E poi ci sono ovviamente i giovani come te nell'Under 23, Thomas Bastiani che tra l'altro del Motoclub Manzano e Team Specia ha già iniziato anche le gare di campionato italiano assoluti d'Italia, perciò siete un bel gruppo e c'è sempre da imparare da tutti, Davide. Sì, infatti anche il weekend passato siamo andati vicino a Belluno, a Darsier, a fare un allenamento assieme,
e diciamo che allenarsi con piloti come loro, come Thomas, come Roberto è sicuramente uno stimolo per migliorare e certamente anche un bel allenamento, insomma, sono riuscito a migliorare tanto anche imparando da loro. E così hai già avuto anche la possibilità di provare qualche altra moto, magari salendo, alzando l'asticella della cilindrata oltre la 125 che utilizzi normalmente? Sì, sì, diciamo durante gli allenamenti invernali ho avuto la possibilità di provare l'Honda 300, sempre del Team Speccia. Devo dire che mi trovo bene anche con il quattro tempi, diciamo che magari mi aiuta tanto di più nella guida, come motore e tutto, però per il prossimo anno pensavo di rimanere ancora su due tempi, magari con una 250 due tempi. Senti, te non hai grossi problemi a livello fisico perché sei sempre stata una roccia fisicamente. Come ti prepari? Perché ti ho visto a Torso 1 e veramente hai un fisico giusto anche per poter domare i cavalli di una moto da enduro. Grazie, grazie. Sì, diciamo che il mio allenamento non prevede solo la moto, ma due volte a settimana vado in palestra e altre due vado in piscina. Quindi diciamo che la mia settimana è completa, tra virgolette, ho pochi giorni in cui riposo e diciamo che quando magari non riesco ad andare in palestra vado solitamente a correre a piedi o in bici, però diciamo grosso modo questo è il mio allenamento durante la settimana. Poi ovviamente la moto cerco di uscire una volta durante la settimana e poi il sabato dopo scuola e la domenica le dedico sempre alla moto. Davide, certo che è un bel impegno, ma hai delle possibilità per giocarti almeno un podio nella Junior 125 del campionato italiano Under 23, perché a mio avviso ti ho visto anche crescere in questi ultimi 2 anni in maniera significativa, lo hai dimostrato anche nelle gare di regionale dove hai affrontato anche i top rider sia della nostra regione ma non solo, e lì hai dimostrato appunto di poter fare ancora un salto in avanti. Cosa ne pensi? Sì, sì, dai, diciamo come detto prima, la stagione è partita bene, promette bene. Io mi sento bene con la moto, diciamo, c'è già un buon feeling, anche se ho relativamente poche ore sopra. E come podio nella Junior, sì, diciamo che io sicuramente ce la metterò tutta per arrivare al podio. E ovviamente il livello dell'italiano è alto, però insomma io cercherò di farmi valere come meglio riesco, ecco. Molti si chiederanno sempre di questi giovani speranze come te dell'enduro, come sono partiti. Andiamo un po' a fare la cronostoria di quella che è la tua, seppur breve carriera. Sei partito dal mini enduro, quali sono stati i primi approcci con la moto? Sì, sì, beh, allora la passione me l'ha trasmessa mio papà, che fin da piccolo io lo vedevo uscire, magari con gli amici, e gli chiedevo di andare a fare un giro insieme a loro. E poi mi ha preso la prima moto e ho iniziato ad uscire così, magari per i campetti. E poi a 8 anni, quando ho potuto fare la licenza, ho iniziato a fare le prime gare. E inizialmente sì, facevo sia mini enduro che mini cross, diciamo che facevo un po' di tutto anche per fare esperienza naturalmente. E poi passato al 125 ho fatto il primo anno di 125, ho fatto sia mini enduro che cross. Poi dal secondo anno mi sono, diciamo, focalizzato sull'enduro e diciamo crescendo sempre di più, anche andando a fare gli allenamenti con appunto altri piloti molto più forti del team, del motoclub. Insomma, poi gara dopo gara l'esperienza cresce, il mio allenamento e il mio feeling con la moto anche, quindi questo diciamo è brevemente la cronostoria di come sono cresciuto in moto. Senti, la scelta di passare all'enduro, cioè avere una via unica, perché anche te sei partito sia dal mini enduro ma anche dal mini cross, è stata una scelta dettata dalla passione o hai capito che quella era la tua strada perché i risultati potevano arrivare soprattutto in una disciplina come l'enduro rispetto al motocross? Diciamo che è un po' tutte e due. Ho capito che potevo dare il mio meglio soprattutto nell'enduro piuttosto che nel cross.
E poi diciamo che inizialmente ero tanto più appassionato del cross perché i salti, le curve fatte in sponda, così mi emozionavano, Più ecco. spettacolare, ecco. Esatto, esatto. Però poi approcciandomi meglio e più a fondo nel mondo dell'enduro, ho capito che forse quella era la strada giusta, allora diciamo che mi sono impegnato principalmente nell'enduro, ecco. Grazie a Davide Simonetti, pilota del Motoclub Manzano e Team Specia, che in questo weekend sarà impegnato nel campionato italiano Under 23 Senior. Lui con il 125 nella categoria appunto junior difenderà i colori appunto del Motoclub Manzano in quel del Terra di Sicilia. Grazie, ovviamente un in bocca al lupo per la stagione intera. Grazie a voi, buona serata. Stasera si parla ovviamente anche di rally. Un saluto a Giulio Turati, Knife Racing. 14-15 di maggio c'è il rally Piancavallo. Benvenuto. Buonasera, grazie Marco, grazie Allora, dell'invito. Giulio, Eccoci. ormai siete nelle fasi finali, possiamo dire, organizzative. Si può dire che le cose stiano andando veramente alla grande, sia per i numeri generali che sono gli iscritti, anche la qualità, e poi ci sono le 3 prove, ma soprattutto una a Barcis Piancavallo, quella poi dedicata a Icio Perissinot, quasi un po' più di 14 chilometri. Tutto questo per condire questa parte iniziale quello che sarà il Piancavallo, con un nome, un blasone importante. Quest'anno non più RC ma Coppa Rally di zona. Direi che le aspettative sono sempre quelle di una grande gara. Cosa ne pensi, Giulio? Sì, ripeto il mio ringraziamento per l'invito, mi fa molto piacere. La gara, siamo alle fasi finali, come hai detto, dell'organizzazione. Stiamo lavorando davvero a ritmi serrati, gli ultimi 2 mesi sono stati davvero intensi e se possibile in queste ultime settimane stiamo intensificando ancora di più. Stiamo cercando di fare un grosso lavoro di preparazione e di promozione della manifestazione, soprattutto in ottica turistica della manifestazione. Quest'anno siamo legati al brand Io sono Friuli Venezia Giulia, per noi è davvero un grande onore, quindi ci stiamo davvero impegnando molto, cercando anche di coinvolgere i produttori locali con degli eventi collaterali, quindi stiamo facendo un lavoro davvero, davvero importante. Speriamo insomma che tutto possa andare per il meglio, ecco. Raccontiamo di queste 3 prove. C'è la Pradis, che magari è quella, tra virgolette, meno conosciuta, almeno a mio avviso. La Clauzetto è stata una grande novità dello scorso anno. Raccontiamo un po' la Pradis, un poco meno di 15 chilometri. Sì, sono 14 km e 800 metri di tratto cronometrato. In realtà ha un nome che è, diciamo così, diverso rispetto al suo storico, allo storico di quel tratto di strada, che normalmente si chiamava Campone. La stessa prova Certo. probabilmente si sarebbe chiamata Campone in altri tempi. Abbiamo deciso di chiamarla così perché attraversa completamente tutta la valle delle 2 frazioni di Clauzetto, Pradis di sotto e Pradis di sopra. Non abbiamo voluto utilizzare il nome di Pradis Grotte perché è un nome storico per una prova speciale del rally Piancavallo, però insomma anche da questo punto di vista, dal punto di vista della promozione turistica, c'è questa valle, la valle della preistoria, e abbiamo voluto concentrarci su questo e quindi abbiamo deciso di dargli quel nome. Di fatto la prova parte da Campone, attraversa, come ho detto prima, i 2 abitati di Pradis, Pradis di sotto e Pradis di sopra, per poi concludere praticamente a Pielungo, un po' prima dell'abitato di Pielungo, quindi una prova storica del rally Piancavallo. E poi la Clauzetto, 7 chilometri, poco più, e 350 metri, però in quel caso è il balcone del Friuli, perciò una gran bella novità, una prova corta ma spettacolare perché passa nel cuore di un paese. Sì, abbiamo un rapporto fantastico con il comune di Clauzetto e con i suoi abitanti, sono persone magnifiche e fin dall'inizio erano entusiasti di questo progetto l'anno scorso, e quindi abbiamo cercato di riproporlo con alcune modifiche. Il passaggio all'interno dell'abitato rimane identico,
con l'inversione spettacolare sotto il Duomo di Clausetto, quindi un'inversione davvero molto molto bella. E la differenza rispetto all'anno scorso è che prosegue e si collega con la vecchia prova di Celante di Manazzons e scende giù sulla provinciale che porta a Clausetto fino alla fine della discesa, quindi è una prova speciale che è quasi totalmente in discesa. Questo potrebbe livellare un po' le prestazioni dal Delle punto di vista piccoline. delle vetture, esattamente, e far venire fuori un po' più la dote velocistica del pilota, dell'equipaggio, no? E quindi ci aspettiamo, insomma, che possa fare, seppur corta, che possa fare differenza anche questa prova. E poi Barsis Biancavallo, 14,3 grosso modo, è lì chiaro soprattutto un punto di attrazione per il pubblico in una versione veramente spettacolare. Tanti video che rappresentano un po' la storia di quella che poi è la prova dedicata a Icio Peresinot, che è stato praticamente il mentore di quando è nato il Rally Biancavallo. Sì, hai detto bene, abbiamo cercato di concentrare le due prove speciali, di farle come se fosse una versione ronde, quindi ripetute 2 volte di seguito, e abbiamo cercato di concentrarle nella fase centrale della giornata, nella speranza che il meteo possa essere più clemente. Abbiamo visto che se cerchiamo di farle in orario serale andiamo incontro a dei rischi troppo grandi, e quindi abbiamo pensato di fare questo tipo di cambiamento. Speriamo che ci possa portare fortuna. È un tratto cronometrato storico, emblematico del rally, il fatto stesso che porti a Piancavallo esprime già tutto. C'è il punto spettacolare dell'inversione del monumento, quindi speriamo, insomma, che possa dare soddisfazione anche al pubblico, che si possa godere qualche bel traverso. E permettimi di fare una nota rispetto a una novità, ecco, che abbiamo cercato di apportare, ovvero il riordino sarà fatto su Impiancavallo, a lato del palaghiaccio, del palapredieri, e quindi questo dovrebbe a maggior ragione invogliare il pubblico ad assistere alla prova speciale a rally da Piancavallo, insomma, no? Perché le macchine poi sosterranno su lì, quindi dovrebbe essere ancora di più un incentivo, ecco. È chiaro che Maniago resta il cuore pulsante dell'evento. Partenza mi sembra sabato ore 18:30, poi arrivo 17:30 grosso modo la domenica, perciò una piazza così ospitale che ormai è diventata un punto di riferimento, perché riesce sia a portare gli appassionati di rally ma anche tanti curiosi che respirano rally e si avvicinano a questa specialità. Sì, sì, noi siamo di Maniago quasi tutti, in realtà la nostra associazione, siamo ormai un centinaio in associazione, ci sono tante persone da ben oltre il comune, anche fuori regione, quindi siamo molto aperti, però manteniamo questa tradizione di fare partenza e arrivo da Maniago. Abbiamo una piazza qui che è molto grande e ci permette di ospitare comodamente tutte le macchine. Abbiamo un contro, naturalmente, che lo stesso numero di persone messe in una piazza molto più piccola naturalmente fa sembrare che ci siano molte più persone. Questo è il contro, no? Però siamo convinti della nostra scelta, perché anche il comune e la città ci ha sempre dato un ottimo riscontro, e la collaborazione è grande, e quindi continuiamo a credere in questo tipo di partnership con il comune di Maniago. E poi ci sarà una bella iniziativa che va al di là del puro motorismo, legata appunto al marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, perché i piloti lasceranno il volante e passeranno ai fornelli. Raccontaci questa bella novità. Sì, è un'iniziativa che stiamo chiudendo proprio in queste ore. Anche qui sono ormai mesi di lavoro che si stanno concretizzando in queste ore. Faremo una sfida, diciamo così, passami un po' il termine, in stile Masterchef, naturalmente con uno spirito goliardico, tra due equipaggi che si sfideranno nella cucina per preparare due piatti tipici friulani, utilizzando solo prodotti marchiati Io sono Friuli Venezia Giulia. Poi naturalmente ci sarà tutto un contorno con interviste, con contenuti
insomma, che speriamo possano promuovere al meglio, ecco, questo tipo di partnership che siamo riusciti a mettere insieme, e ci sarà una diretta, una live proprio per poter condividere con quante più persone possibile questo tipo di evento e questo tipo di promozione. Quindi penso che ci sarà da divertirsi anche su questo, vedere i piloti, o meglio gli equipaggi, perché sarà un 2 contro 2, quindi pilota e navigatore. Vederli in abiti diversi sarà davvero simpatico, almeno così speriamo. Senti, secondo te, Signor o Bravi, il favoritissimo? È una sfida interessante. Io ho corso con Marco Signor ormai un bel po' di anni fa, e quindi conosco le sue doti. Ultimamente è maturato ancora di più rispetto a quando avevamo corso assieme, mentre Filippo è comunque un locale, quindi va molto forte, ha dimostrato di andare molto molto forte, quindi penso che sarà davvero una sfida interessante. E dal canto suo, Signor ha il fatto di essere già salito in macchina quest'anno, no? Ha fatto il Rally dell'Elba, quindi diciamo si è già tolto un po' di ruggine di dosso, mentre Filippo magari Ricordiamo che Signor è comunque un pilota già affermato, che anche in campo nazionale ha già dimostrato molto, soprattutto con delle vetture massime, come può essere un R5, un Rally 2, ecco, in questo periodo. Sì, beh, Marco di fatto è stato un pilota ad altissimo livello, è un pilota ad altissimo livello da un sacco di anni oramai, quindi diciamo che non merita una presentazione, non ha bisogno di una presentazione da questo punto di vista. Come dote velocistica, secondo me sarà una sfida sicuramente interessante. Anche perché Filippo Bravi possiamo dire a tutti gli effetti di essere un emergente anche con vetture, come lo sarà appunto con la Hyundai. Sarà sicuramente una bella battaglia questa che abbiamo appunto annunciato. Grazie a Giulio Turatti della Knife Racing. Ricordo 14 e 15 c'è il Rally Piancavallo. Grazie Giulio. Grazie a tutti, buona serata.